Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu chistionat con Tonino Solinas, contra de Uliana, che ha cantato o annos in su tenore ulianesu. Paris faeddan desimportu mannu chi tene sa contra in sa moda ulianesa e de cantu sas intradas de sa contra cummannan sos corfos de su tenore. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Tonino Solinas. Tanto Tonino Solinas, sì, tu e bones contra. Contra. E in su tenore come italianato sa questo tenore ostru. Ego, hanno soppesa ego, si nava tenore ulianesu. Mo su tenore be Antoni si nava tenore popolo sardo. E tu sei in Ego, questo... appartenga su tenore ulianesu. Tu sei tenore a barra sempre tenore ulianese. Tenore ulianese. Tenore ulianese. E che vizi tutti in questo tenore ulianese? Allora, ego, su prima formazione ufficiale su tenore ulianesu, dall'ego de su 90 imbe, il pimpesci torrado del militare. M'ammento il begno Antonio Puzzu, andommo, io su già andava da tenore, io ho già una formazione. Pro problema stanno pure che cada uno pro travaglio non bene, ma na surta na sui bene, però troviamo a provare e abbiamo sta formazione nuova. E io ego Gianni Maricosu, Basciu, Bustiano Carai Mesuvo e abbiamo tenuto un uiggio de figlio parte di Mimino Maisola Roberto e Francesco Luvicu Mesuvoes. A che lasciamo alternarsi, poi per problema del travaglio poi sono stare gai. E abbiamo cominciato un'avventura adesso antatenore, via. Però tu hai cominciato dai prima a cantare. Ego, tino su tenore è troppa, sa verità. Ego, mo pesando una troppa, il sagradiata su antatenore e sorballos. Ego, su anto è troppa, m'ammento in mosego, Salvatore Congiu, che è tutto un bacio di una formazione tenore, Francesco Carrus, noto Carreddu, Linarego, di Ontra, Bastiano Boi, Marco Porco, sempre figlio d'arte, su Igio di Tonino Porco, Tonino Proveggio, un mese boe, e noi non andavamo sempre in troppa, mentre sai a prima. Cada troppa io. E tu hai sempre scontra il fatto. Ego, la fortuna a me ha fatto sempre scontra. Magari a ponere il mese boe, però sono un negavo a ponere a trasambes. Però mi sono dedicato a fare sa contra. Pesce il ha fatto, mi sono dedicato bene a lei, sa che è una amba e magari me da sa contra a me. E sa contra due, come che la votte scollocare due in intro dessa moda ulianese? Magro ego dessa contra e ha palasato un'impronta di vita, che sa bella dessa contra ulianesa este sa caratteristica i un manda su tenore, da uno un manda, namor da sus puntos, sui e ego dessa contra mi deve ponere rifatta a me. Una volta mi dà savoe, mi dà su punto, e in cui può essere capace di attrarre sia su basso e su misuro. In questo momento so ego in aro, ingobbato una cadenza, ingobbato un punto di militare e mi deve ponere rifatto sia basso e misuro. Io ho un'importanza sa ontra su tenore. Pesce sia in cada tenore più o certo, meno. De Bruce, certo, Okay. stu spago, non sto guardando un zida, però è importante all'ischire questo che tu te lo senti proprio carica, Sì. no che bes questa usanza. Sì, perché noi andiamo su basso data su contorno di su tenore, sa mesuo e da sa melodia, sa ontra estesa e da tutto. Proprio su andiamo su succio di su tenore. Parisi sa voce. E sul movimento del suo scorfo, praticamente, sa contra e scuda che comanda da come te deve andare. Sì, eia, ok. Che andiamo su, sa contra ulianesa si muove pure, non è sempre fissa, no, di punto. No. Noi teniamo allora la bellezza e caratteristica di su tenore vincere di Uliana este i arcia sa mesuo e abbascia sa ontra, arcia sa ontra, abbassa sa mesuo. Non è monotono mentre uno. Ego tengo una leggera, può spaziare e aumenta il livello di orfos di su timbre sa ontra. Mi confronto a altre ontras e a barran fissas. Ego leggermente può io può essere un po' un ammoso autonomo a conto mio a livello di orfos. Ma io... A barrande sempre sa cerchia di namos, sa moda nostra ulianesa. Certo. No, mi sono abbizzato e mi sono abbizzato vinzas chi sa moda, vinzas come te cantas tu, oye.
io da pintesu cantende, poi si baccapu tornamos a registrare puru. Certamente. Zira me da vinza sa contra, non solo namus de arzata se abbassata sul punto il giusto, ma vinza sa si muove me da sa contra, cioè dai bello scorfo, so cambiato, non sono sempre scuda solito zero, no? Sì, allora cominciamo da una serie, no? Uno particolare, dos orfos. Almeno ego hanno punto ego hanno pantato tenore intendio a me sus idolo romeos hanno cominciato ego lunaro ego hanno cominciato ego di bisa cassetta di su tenore Corrasi bici un mimmino ego a livello di registrazione cassetta ufficiali usa in vita promene poi a bella bello hanno cominciato a mannettare tanto diritto mica su entrau appunto sulla cassetta su bibiti Tonino Pulicheddu, Tonino Porcu, allegamo Deci Antoni Canudo e li pontande hanno chi pensionau in mandato a sciacquinare l'inarego a se spuntino di sa pensione Deci Antoni Canudo pluite a babia gente andava da tenore e tanto di sa namos sa untentesa nostra non che cravare a mesu e di andare a cominciare a intendere tutto al fuori del tenore poi giustamente ego a me namos si arrivavo a sto punto este tramite una voce a me mi ha dato orda, è Antonio Puzzo. A me Antoni 22 anni pare in Antoni. E beh, dopo conosco sempre cantante. Ecco, non 2 dies, ecco, 22 anni in Antoni. Antoni, ecco, sono un po' particolare, alti e bassi, in un tenore bisogna sempre, dividolas. Però, noi siamo sempre rispettati tra noi. A me mi ha dato meda orda namos o venire andare in chinissos. Poi cosa fiattamento lui o il primo fiattamento la potegno in Gianni e in Antoni e Namoso e in Roberto, il suo figlio di Mimino Maesola. Poi, ma il figlio venne Tonino Pulicheddu, Tonino Porco, e cosa che per me è da andare a Bavi a Rebottas, mi entrava si spuntino, abbaravamo tutta la notte andando e in cui ho spaziato e ho imparato, che mi hanno imparato issos, la verità, a me mi hanno imparato issos. Tranquillità, assunto in anni Vigna Santoni, non che vedevamo ora di un tusoglio e che è diritto su stusoglios, ma andavamo manco per andare a lavorare, e che dicevamo su stusoglios andava da tenore. In amico ormai, in cui va pungere un amico, Paoletto Correlli, dai minores, sempre scrive, io non andavo a su tusoglio de tale, andare a tenore. E tanto, in questo sta un'esperienza mia di su cantatenore. Ascolta, sa contra scommo, che io pure so contra, no? So appassionato di sa contra. La razza è contra, bustiamo. Come te si la leane. No, è schisiete. No, ma banda di gusto, come tendeste, però sa passione, beste, e su comprende il finza scomente i ruoli di dentro del tenore, no? Però mi interessa da comprendere il finza in mezzo a solzovano de gommo, no? Contra il binda bessendi, ti divare bella, sonante, se la mantene nella sa moda antica, la lischi in giocare. La verità di bustiaia. Ecco, ultimos anni viene piccino, come non bisogna, no? E purtroppo, supponendo bella ontra, ma piccino si tiene una bella ontra. L'hanno menato prima in giasa c'è un mimmino, su tenore santo Lussuio, bella ontra, e vado una bellissima ontra. Sul tenore Omo de Antoni, i promene vado una bella ontra che è tutto. De ontra se stiamo rovendo, la verità, stiamo rovendo in vita. Forse peccamo de oes, noi sono un po', non va boes. Però de ambas a ponotao, e forse voi se messo voi. De ontra ecco, l'ultimo anno viene bella ontra in vita. Tanto di cappello, State a dire, può ragionare qui, Fimmo su in teniscole, in Gigi, in Diego. A un certo punto fini facendo l'elenco dei suoi cantatori, con questo censimento che siamo facendo, sono posti in cara nostra a iscrivere in questo elenco sul nome. Teniano una pagina a 2 colonne al de basso, no? Teniscola è una idea mannetta pure bindata. Una pagina de contra, prena, bogas, mesa pagina. E allischi in bidda, non baia, pensato mai è nato uno. Vamos paga scontras, cioè paga il mese e paga il bogas. Cusu mi pare che è a zigu in generale. un po' in generale, la ponotao sta roba. Ma quando sta roba era se o nota la manna, se tu hai andato a pompiare in cada vita, sta roba se non stesi bisogna in parlare di un angrone che piace una voce, sa ontra che lo beccas, un bacio che lo beccare di plus, una voce già
Bada. Questo è un altro dei suoi trivaglieri che dobbiamo fare, no? Yeah. Che oggi devia fare che hanno visto su Manichende, del suo fatto che sa che è legata a me da sa poesia, no? E che o t'aggrada finza sa poesia, sa cantone de cantare, ti deve aggradare questo puro, ti deve espone passione, cantende e interpretando quello il verso, no? Lo deve intendere stuoso, compreso. In questo senso forse sì, è una cosa legata a sa cultura della poesia sarda, no? Tiene perfettamente ragione. Che poi normalmente so scrivere in poche, poi sono so scrivere in mezzo pure, no? Più o meno torna dai cue. Si cambia, sono cussa gente, no? E tanto po' uno grasa i tenere tu esigi a cantare i te idea tenese. Spero di come potengo un po' tempo su un amo pro problema di travaglio e tutto, giustamente non mi so antande namo a livello di formazione, a livello dei sida zaforana. Si capita mi lo dispuntinedo delle botta santa de dammi calao. Ma grodeglia, ecco spero. Ecco su un tento però mi timone prima bustia. Su un tento i spiccino so si che interna questo tipo di ambiente, questo un ambiente medasano. E poi este vingas a parte essere medasano, vingas a esperienza si può attare in un tenore, ragazzi, in un tenore bestutto. Su il cultura, tutto, bestutto. Magro sì, spero di, è una cosa positiva. E poi, giustamente, con la rovina, ormai non pensare a non galo, a non imparare. Io mi ho nominato, insomma, del Ruggero. Ecco, Ruggero, ma mento, la prima volta quando è Ruggero, in un uccelleri, bustia, tenevo la studa, a il Ruggero, mi diceva la studa, mi diceva, un Antoni Bonetti. Antoni Bonetti teneva una cantinetta, la tenne Gallo, la cara su camisina. Beh, entravamo a Sarduas, a Sassette di Impudile, in Morcalo cantante. Però in tranquillità, in Bosese, noi su sempre andando, ci andano sempre andando e non sempre che tutto si gindel. È bella bere. E se non me le date così. Se non impara in cue, pizzino caro. Sì. Non impara mai a bere. Cosa si scuola vera del Sudanore. Grazie di questa regionata. E devi la seguire, dai. Ok. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.